Andrea Zanrossi dell'associazione Wheels Without Borders, protagonista oggi di una bellissima iniziativa. Andrea, ci racconti che cos'è questa associazione e cosa fate, di cosa vi occupate? La nostra associazione nasce ben 5 anni fa, praticamente è vicina al mondo delle bici e quindi aggrega persone per poter fare delle uscite domenicali in bici, ma anche delle uscite, delle gite anche fuori porta, quindi coinvolge un po' la panoramica del nostro territorio per poter fare un viaggio intorno alle nostre belle realtà che abbiamo qui nel Veneto. E questo praticamente è nato nel contesto durante la pandemia, diciamo, ci siamo stati un po' costretti a rimanere in casa e quindi abbiamo creato un circuito che da Verona va verso la nostra bellissima provincia, quindi prendere le zone come Custozza, il lago di Garda, la Lessinia, la zona del Soave e tornando a Verona, quindi abbiamo creato questo itinerario che permette un po' a chi vuole conoscere la nostra realtà, i nostri paesaggi, le nostre culture, quindi coinvolgendo anche strutture ricettive per poter mettere a fuoco anche quelli che sono i risvolti che la bicicletta può avere, quindi anche l'espressione culinaria, l'espressione che abbiamo nelle realtà che abbiamo qui nel Veneto, come anche il buon bere, il buon vino e il buon sapori di tutta questa cosa, facendolo in bicicletta, che è la cosa più bella che possa essere. Chi avete coinvolto in questa iniziativa? Abbiamo coinvolto, intanto abbiamo coinvolto il Comune di Verona e la Regione Veneto, quindi che ci ha dato il loro patrocinio. Abbiamo coinvolto le strutture ricettive, quindi ristoranti e alberghi che si trovano praticamente a ridosso di queste località che ho appena citato, e quindi abbiamo creato questo giro dove le persone che vogliono fare questo itinerario hanno quindi delle strutture già pressoché organizzate dove possono trovare un tipico menù veneto accompagnato dal vino locale, quindi una cosa che può essere alla portata di tutti. Tu che hai tracciato tutti questi percorsi, che li avete visti, che tipo di percorsi sono? Che grado di difficoltà hanno? Sì, ci sono 3 circuiti, c'è il circuito A che è adatto un po' alle persone che possono farlo anche con i bimbi, in famiglia, un po' come un percorso facile, poi c'è il percorso rosso che è medio, che ha comunque anche lì con una buona bicicletta come le gravel possono comunque andare senza problemi, e poi c'è un circuito un po' più difficile adatto più alle persone che hanno, hanno nel loro corpo DNA la mountain bike, e quindi un percorso anche un po', diciamo, con qualche single track, con qualche aspetto accattivante, ma comunque sono tutti e 3 percorsi adatto a qualsiasi tipo di persona, insomma, ecco, chiaramente. Wheels Without Borders è coinvolta anche in altri progetti, ce ne vuoi parlare? Sì, allora Wheels Without Border è nata un progetto praticamente di un'associazione quindi sportiva, chiaramente, però dedita anche ad fare della bici anche delle cose benevole. Abbiamo preso un tandem anche per le persone che hanno delle difficoltà come non vedenti. Abbiamo creato anche delle belle occasioni per popoli a me vicino, come il Nepal. Abbiamo creato delle piccole iniziative, sì, a scopo benefico, e questo è stato un po' l'inizio della nostra associazione. Poi le cose sono andate un po', diciamo, avanti, coinvolgendo altri amici, soprattutto amici da Carpi, e lì è nata un po' la nostra associazione.
quindi è nato sia l'aspetto sportivo ma anche l'aspetto benefico. Sotto questo aspetto stiamo ancora facendo parte ancora con il discorso del Nepal e dell'India, soprattutto in Ladakh, dove abbiamo una persona che ha donato praticamente a noi vicina, è un medico e ha donato le strutture da ospedale in questa zona, diciamo, remota, e lì è nata un po' la nostra iniziativa benefica, tutto lì. Grazie Andrea, e vi seguiremo nelle vostre prossime iniziative. Grazie. Grazie a tutti voi. Siamo in compagnia di Marco Padovani, assessore del Comune di Verona, alla presentazione di questa iniziativa. La promozione del nostro territorio è importante. Assolutamente importante, devo dire grande motivo di soddisfazione anche per l'amministrazione comunale. Si parte da Verona su un progetto che è di ripartenza vera, attraverso quello che è un aspetto che oltre a essere sociale, culturale è sicuramente anche sportivo. Come possiamo promuovere il nostro territorio che offre così tante opportunità? Ma direi che questa mescolanza tra sport, cultura e enogastronomia devo dire che è un aspetto importantissimo, quindi benvengano di queste iniziative. Come si muoverà il Comune di Verona per promuovere? Ma cercheremo di favorire sicuramente una serie di organizzazioni anche parallele a queste iniziative attraverso punti di riferimento importanti che potranno avere anche i ciclisti. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi. Ercole Malavasi, direttore tecnico di Wheels Without Borders, ci racconti un po' in che cosa consiste questa iniziativa di Bike and No Food? Volentieri, è nato con l'idea di coinvolgere il territorio con le sue strutture ricettive che fungono da attestazione e passaggio per i ciclisti che percorreranno questi 3 circuiti che abbiamo predisposto in ambito regionale, quindi un ABC di diverse lunghezze, e prevediamo una larga adesione di tutti i ciclisti che vogliono sia frequentare e vedere le bellezze naturalistiche e anche assaggiare dei buoni piatti e magari anche dormire se voglio. Come funziona l'iniziativa? Abbiamo sentito parlare di QR code, piatti tipici. Sì, il ciclista che attesta il passaggio presso le strutture ricettive ha 2 modi molto semplici: o il timbro sulla carta viaggio che noi consegneremo, o la scannerizzazione del QR code sulla tabella che ogni struttura ricettiva ha. Questo ritengo sia molto semplice sia per ottenere una performance sportiva, sia anche per semplicemente con il timbro rimanere a gustare quelle che sono le tipicità locali. Grazie Ercole e buona pedalata. Grazie a voi. Grazie.
Ecco, grazie a tutti gli intervenuti all'inaugurazione di Bike No Food Bev Veneto. Ringraziamo appunto tutti quelli che sono intervenuti e invitiamo tutti gli altri che non sono qui a partecipare a quello che è il nostro circuito predisposto per tutti i ciclisti che vogliono degustare sia il territorio che anche le tipicità del territorio veneto. Quindi vi aspettiamo tutti e vi invitiamo a consultare e a visitare il nostro sito web bikenofood.com. Grazie a tutti, arrivederci.